Io la penso come il governatore Fedriga, nel senso che rispetto al disegno iniziale di una provincia depotenziata che poteva apparire veramente come un poltronificio, sono fatti enormi passi in avanti grazie al contributo di tutti e io devo dire anche in particolare di Fratelli d'Italia. Così l'europarlamentare di Fratelli d'Italia Alessandro Ciriani in merito al ritorno delle province in Friuli Venezia Giulia, che il Consiglio regionale nella notte ha approvato con il disegno di legge 86, passato con 26 voti favorevoli e 16 contrari. È chiaro che questo è solamente il primo passo, quelli successivi sono l'approvazione delle leggi di settore per attribuire competenze reali, vere a questa ente. Quindi il mio giudizio iniziale, che era profondamente negativo, si è invece trasformato radicalmente, credo che sia un percorso giusto. Adesso l'importante è non avere fretta, cioè definire attentamente le competenze indipendentemente da quelle funzioni che servono nei territori. Le province, io sono stato presidente, sono enti utili, necessari, magari fanno un lavoro silenzioso, non così percepibile dal cittadino, ma fondamentale. Per cui le competenze che sono state definite all'interno di questo disegno sono quelle che ci aspettavamo e per di più la costituzione di questa cabina di regia all'interno della quale siederanno sia i presidenti di provincia eletti sia i rappresentanti dei comuni può consentire in futuro di offrire una serie di servizi aggiuntivi che prima le province non avevano. Da un lato, l'ultimo presidente della provincia di Pordenone Ciriani si allinea a sostegno del provvedimento varato dalla regione. Dall'altro si sono espressi contrari il Movimento 5 Stelle, il Partito Democratico e altri gruppi di minoranza, tra cui il consigliere regionale del Partito Democratico Nicola Conficoni. Dopo aver penalizzato il Friuli occidentale con la mancata realizzazione del nuovo ponte sul fiume Medune con i tagli a senso unico che hanno penalizzato la sanità pordenonese, una destra che può vantare ben pochi risultati ha deciso di puntare sul ritorno delle province. Peccato che quelle approvate ieri notte dal Consiglio regionale abbiano ben poche competenze, tant'è che la stessa maggioranza si è impegnata a rimpolparle con ben 6 leggi di settore prima di andare al voto che è stato rimandato. Non è di questa brutta figura che i cittadini hanno bisogno, quello che serve è una riforma della pubblica amministrazione che riduca i costi e la burocrazia invece di aumentare le poltrone.